Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel che dedicheremo alla prossima vendemmia, ormai che è alle porte e proprio per questo vi ricordo che il 31, martedì 31 agosto si svolgerà ormai lo storico, siamo giunti alla 47esima edizione, lo storico focus sulle previsioni della vendemmia. Quindi ricordatevi, è già possibile iscriversi, l'evento si terrà in diretta sulla piattaforma Zoom, è possibile iscriversi, entrate sul sito di Veneto Agricoltura e registratevi. Quindi martedì 31 agosto, ore 9:30, previsioni vendemmiali nel Veneto, nel restante nord-est, nelle principali regioni vitivinicole italiane e poi anche Francia e Spagna. Quindi un quadro generale su come si presenta la prossima vendemmia. Per avere un'idea di come stanno andando le cose in vigneto, adesso noi ci colleghiamo con tutta una serie di nostri collaboratori, rappresentanti di cantine e consorzi di tutela, partendo dalla zona di Verona e per finire in Veneto, nel Veneto orientale. Ascoltiamo e poi ci risentiamo. Siamo nell'entroterra gardesano, nelle denominazioni di Bardolino e del Custoza. L'andamento stagionale si è mantenuto con delle temperature sotto la media stagionale. Ciò ha fatto sì che il ritardo, che inizialmente era di 4-6 giorni rispetto all'annata 2020, si è protratto ad oggi dai 12 ai 15 giorni di ritardo. In questa fase siamo al momento all'invaiatura di tutte le uve. La caratterizzazione di quest'anno è stata di un'estate particolarmente piovosa, con tanti eventi temporaleschi, a volte di notevole intensità, a volte di bassa intensità a macchia di leopardo. Poche sono state per fortuna le grandinate, che hanno colpito solo alcune zone in maniera importante ma molto ristrette. Per uno sprovidio non hanno dato grossi problemi appunto per queste finestre possibili, mentre qualche problema è stato riscontrato per quanto riguarda la tignoletta, specie la prima generazione e la seconda generazione su varietà a grappolo compatto come ad esempio Chardonnay, e ciò ha portato anche qualche problema successivo di botryte, accentuata appunto dalle continue piovosità. Ad oggi non si riscontrano grosse problematiche di giallumi della vite, in modo particolare flavescenza dorata e legno nero, che però si sono presentati in maniera più importante sulle varietà sensibili rispetto agli anni scorsi. Siamo ad oggi con un'altra problematica in corso, che è quella della mal dell'esca sulle varietà corvina, che stanno colpendo in maniera grave tutto il territorio. Ci troviamo in un vigneto di collina in Val Pulicella. Questo vigneto si trova a circa 400 metri sopra il livello del mare, è inerbito e non è irrigato. Quest'anno la stagione vegetativa ha avuto inizio con un leggero ritardo rispetto alla media di circa 7-10 giorni, in quanto i mesi invernali sono stati caratterizzati da temperature tendenzialmente più basse rispetto alla media stagionale. Questo ritardo si è poi mantenuto durante la stagione, in quanto anche il mese di maggio è stato particolarmente fresco, è stato piovoso, e il successivo mese di giugno invece è stato molto asciutto e caldo. La fioritura della vite quest'anno è stata posticipata, anche questa di circa 10 giorni, quindi siamo passati dall'ultima decade di maggio alla prima decade di giugno, sempre in conseguenza di questo ritardo dello sviluppo vegetativo della vite. Quest'anno le viti non hanno avuto particolari condizioni di stress idrico e nemmeno attacchi fitosanitari di particolare importanza. Le viti sono nel complesso sane e in buon equilibrio vegeto-produttivo. Possiamo vedere, ad esempio, questo è un filare di corvina. Qui abbiamo un grappolo di corvina che lo troviamo ben nutrito, è sano, è spargolo. Infatti tendenzialmente quest'anno i vigneti hanno circa un 10-15% di uva in meno rispetto alla scorsa annata e sono in buon equilibrio vegeto produttivo. Questo è uno dei grappoli che presenta delle ottime condizioni per l'appassimento, per la produzione dell'amarone e del ripasso, e questo buon grappolo in un vigneto così ben equilibrato, accompagnato da una stagione finora molto idonea per la maturazione delle uve, pone le condizioni affinché questa possa essere un'ottima annata per la produzione dei nostri vini e quindi per la piena e buona maturazione anche di queste uve. La situazione dei vigneti nel comprensorio del Basso Vicentino e nell'area berica si può definire soddisfacente. Tutto il territorio
non è stato interessato da precipitazioni grandinigene, per cui i vigneti si trovano in uno stato vegetativo e produttivo ottimale. Le precipitazioni che sono avvenute negli ultimi 20 giorni hanno favorito l'attività vegetativa e le pareti vegetative attualmente sono performanti dal punto di vista fotosintetico. La sanità delle uve la si può definire ottimale, non abbiamo problemi di attacchi botritici. Le infezioni di peronospora che hanno interessato, anche abbastanza virulente, che sono avvenute nella prima parte del mese di giugno, sono state efficacemente combattute con la normale difesa che viene fatta dagli agricoltori. Attualmente le uve sono in stadi uve precoci, sono in piena invaiatura. Prevediamo l'inizio delle operazioni vendemmiali intorno all'ultima settimana di agosto. Questo è un vigneto di Pinot Grigio, sempre dell'area d'Occoli Iberici, dell'area collinare di Grancona. Anche in questo caso abbiamo una situazione sanitaria delle uve ottimale. Come si vede, le uve sono perfette, sono in piena invaiatura. Pensiamo di iniziare la raccolta in questi comprensori tra la fine del mese di agosto e i primi di settembre. Anche le pareti vegetative, come si vede, pur essendo in collina, sono particolarmente performanti sia come colore che anche come rinnovo di vegetazione e di foglie. Questa invece è la situazione di un vigneto di Merlot, sempre nel territorio dei Colli Iberici di alta collina. Vediamo che siamo circa a un 50% di acini invaiati. Questi vigneti danno origine a produzioni particolari di alta gradazione e sono normalmente oggetto di surmaturazione delle uve. La vendemmia per queste uve si prevede intorno al 20 di settembre. Questa è la situazione invece di un vigneto di Glera, nato a produrre Prosecco DOC, ubicato nell'area collinare del comune di Sarego. Grappoli sono perfettamente sani, sono molto spargoli. Si inizia adesso i primi acini ad invaiare. Di questa varietà si ritiene l'inizio delle operazioni vendemmiali intorno al 15 di settembre. Buongiorno dai Colli Euganei. La situazione dei vigneti al momento è buona e non desta particolari preoccupazioni. La produzione è equilibrata e non eccessiva. Per quanto riguarda le malattie fungine, rileviamo la presenza di peronospora mosaico sulle femminelle e qualche caso di larvata su grappolo. L'oidio finora è sotto controllo, come pure la botrite. È stato rilevato qualche caso di black rot. Per quanto riguarda gli insetti siamo nella norma, sono infatti iniziati i voli della terza generazione della tignoletta. Le varietà precoci, come ad esempio il Pinot, lo Chardonnay, ma anche il Moscato Bianco e alcuni Merlot, sono nello stadio fenologico dell'invaiatura. Nel complesso si stima un ritardo di circa 5-6 giorni rispetto all'anno scorso. Buongiorno, siamo a Col San Martino, cuore della DOCG Conegliano Valdobbiadene, e stiamo facendo una valutazione di quella che è la fenologia, cioè l'andamento delle maturazioni dell'uva Glera. Nel corso del 2021 abbiamo riscontrato un tendenziale ritardo di 10-12 giorni medi rispetto alle 5 annate precedenti, cosa che si mantiene costante anche in questa fase fenologica. Nel corso degli ultimi giorni l'inizio dell'invariatura si è verificato molto di più nel territorio del Coneglianese rispetto a Valdobbiadene, come di consueto, ma aspettiamo le risultanze di quelli che sono i primi campionamenti che effettueremo sul territorio per sancire se questo ritardo si manterrà costante anche nella fase finale di raccolta, che prevediamo inizierà alla metà di settembre per Conegliano e ci sposteremo alla fine di settembre, inizio di ottobre per Valdobbiadene. Buongiorno e bentrovati a tutti, sono Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia. Oggi mi trovo all'interno del convento dei frati carmelitani scalzi di Venezia per fare il punto della situazione sullo stato fenologico delle vite presente nel nostro territorio, ovvero quella della denominazione d'origine controllata Venezia DOC.
Mi trovo all'interno di questo convento perché qui era chiuso un vigneto sperimentale frutto di un progetto di ricerca fortemente voluto dal Consorzio Vini Venezia riguardante la biodiversità viticolo-enologica nelle isole lagunari. Mi trovo qui all'interno, come dicevamo, per fare il punto della situazione sullo stato fenologico. Possiamo dire che c'è stato un andamento stagionale piuttosto difforme nei nostri territori, in quanto inizialmente abbiamo rilevato un maggio relativamente freddo, piovoso, e successivamente nei mesi di giugno e luglio è stata la siccità a provocare alcune problematiche, soprattutto nei vigneti da poco piantumati, nei vigneti giovani. Per quanto riguarda invece dal punto di vista fitosanitario, Oidio e Peronospora, se controllati, non hanno influenzato particolarmente i vigneti presenti nei nostri territori. Qualche avvenimento grandinigeo si è purtroppo formato, è venuto a macchia di leopardo nel nostro territorio, ma complessivamente possiamo dire che se da una parte ci sarà un ritardo nella raccolta delle varietà, soprattutto quelle precoci come Pinot Grigio e lo Chardonnay, si prevede quindi circa 10-15 giorni di ritardo nella raccolta rispetto agli anni passati, dall'altra parte possiamo dire che la quantità d'uva presente è relativamente inferiore rispetto al passato, rispetto agli anni precedenti. Questo probabilmente andrà a favorire la qualità dell'uva e del vino. Dal territorio di Venezia Doc vi saluto. Rieccoci, quindi abbiamo capito un po' che la vendemmia 2021 si presenta un po' in ritardo, con alcuni giorni di ritardo, e proprio per questo lo storico incontro sulle previsioni vendemmiali di Veneto Agricoltura con Regione, Avepa, ARPAV e Crea Viticoltura ed Enologia è in programma martedì 31 agosto alle ore 9:30 in diretta sulla piattaforma Zoom. Iscrivetevi e vi aspettiamo. Un saluto a tutti.